Mi chiamo Attilio Vittorio Vargiu, sono professore associato di fisica applicata presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Cagliari e mi occupo di biofisica computazionale, quindi applicazione di metodi per lo studio di sistemi biologici. Abbiamo partecipato al bando Proof of Concept, POC, finanziato dalla Regione Sardegna, perché avevamo da tempo in sviluppo un algoritmo per la predizione delle strutture di complessi fra proteine e molecole quali per esempio i farmaci. Abbiamo partecipato perché all'interno di questo progetto era compresa non solo la parte scientifica ma anche la parte di valorizzazione della ricerca e quindi ad esempio il progetto è terminato con la sottomissione di 2 brevetti a livello italiano, di cui uno poi è stato esteso a livello europeo e quindi diciamo, questo ci ha permesso di sviluppare un applicativo che potesse anche essere un servizio erogato alla comunità. Il progetto riguarda lo sviluppo di un sito web che permetta a un qualunque utente di fare l'upload di una struttura di una proteina e di una molecola che si pensa sia un farmaco e trovare come queste 2 molecole si legano fra loro. Questo è importante non solo per capire la biologia di base, perché tutti i meccanismi all'interno della cellula si basano su questa interazione fra molecole, ma anche per lo sviluppo di farmaci. Allora, il progetto nasce da un problema che esiste tutt'oggi, nonostante lo sviluppo di molti metodi basati sull'intelligenza artificiale, è quello di riprodurre queste strutture in maniera accurata quando ci sono grandi cambiamenti nella struttura che derivano da queste interazioni. Faccio un esempio: se questa è una molecola che deve interagire con una proteina che è fatta così, quando interagiscono la proteina si deve avvolgere attorno alla molecola. Se non lo fa, è difficile predire come sarà questa struttura. E perché è importante predire come sarà fatta questa struttura? Perché i chimici computazionali, quando sviluppano i farmaci, utilizzano queste informazioni per migliorare appunto l'attività delle molecole che si presume diventeranno farmaci. E all'interno del progetto abbiamo continuato lo sviluppo di un algoritmo che avevamo iniziato a sviluppare negli anni precedenti e soprattutto l'abbiamo applicato a tutta una serie di proteine che hanno un interesse farmacologico e abbiamo sviluppato una piattaforma web che permetta appunto l'utilizzo anche a chi non è esperto del settore, perché quello che succede molto spesso oggi è che chi è addentro a questi protocolli riesce a utilizzarli bene, chi non è addentro fa fatica abbastanza. I destinatari di questa piattaforma possono essere colleghi universitari, possono essere aziende farmaceutiche. È stato molto importante avere questo finanziamento perché ha permesso innanzitutto di reclutare diversi giovani ricercatori che hanno lavorato sul progetto e poi il supporto è andato oltre perché c'è stato anche un supporto nello sviluppo dell'attività brevettuale e quindi della proposta di brevetto. Siamo stati affiancati, abbiamo fatto dei corsi, abbiamo imparato cose che io personalmente non conoscevo, quindi è stato utile anche in questo senso.